Buonasera a tutti, buon Natale a tutti. Ben ritrovati qui in questo spazio in mia compagnia. So che molti di voi hanno ben di meglio da fare che stare qui con me, ma per chi fosse solo, per chi volesse un po' di compagnia, per chi avesse qualche domanda anche in questo giorno, io sono qui a trascorrere una mezz'oretta insieme. Dunque non esitate a scrivermi, sono comunque sempre contenta di mettere un po' del mio tempo a vostra disposizione e di trascorrerlo in vostra compagnia. Dunque anche a Natale sono qua con voi. Buonasera Marietto e buonasera ovviamente a tutti i coraggiosi che oggi sono qui. Forse siete anche stanchi di panettoni, pranzi che sembrano pranzi di matrimonio. E dunque, non sapendo bene come darvi l'ultimo colpo prima di dormire stasera, avete deciso di farvelo dare da me. Benissimo. Ovviamente scherzo, scherzo, spero appunto che insomma l'abbiate capito, va, che ormai siete di casa per me, spero di essere di casa anch'io per voi. Bene, allora, le sibille, qualcuno dirà: "Ma si fanno queste cose a Natale?" Va bene. Allora, premesso che il Natale a livello occulto, il vero Natale comincia dopo, come si chiama? Solstizio, equinozio? Va bene. Stasera anch'io sto digerendo il pranzo di Natale. Dunque sappiate che la tradizione del Natale proviene dal Sol Invictus, dunque il sole che vince, vince perché il giorno prende il sopravvento rispetto alla notte. Dunque abbiamo 2 giorni fondamentali nell'anno in cui le ore di buio sono uguali alle ore di luce e da quel momento in poi si invertono le polarità. Noi il 21 dicembre siamo entrati nel 6 mesi di espansione della luce e dunque il Sol Invictus, e da qui la nascita di una nuova modalità, di un nuovo tempo per l'essere umano, che è il tempo appunto del fruttificazione interiore. Benissimo, dunque buon Sol Invictus in ritardo, buon Natale e che questo sole che cresce, cresca anche dentro ciascuno di voi e porti tanti bei frutti. Detto questo, dunque non facciamo torto a nessuno a lavorare o a trascorrere questo tempo a rispondere con le sibille. Se è possibile fare chiarezza è sempre un buon momento, a maggior ragione visto che il sole cresce, la durata della luce aumenta e prevale sul buio, dunque portiamo luce con magari qualche risposta che può darvi un aiuto, un incoraggiamento, un sostegno. E non ne abbiano a male coloro che hanno la morale cristiana. Ok, tra l'altro noi non vi lasciamo nemmeno a Natale, oggi è venerdì ed è giorno di pulizie. Dunque per tutte le persone che si sono affidate al Marietto e a me, sappiate che appena staccherò farò le pulizie anche il giorno di Natale, non vi lascio da soli. Bene, allora vedo che ci sono tanti amici collegati, mi fa tanto piacere, ora vi saluto, saluto tutte le persone che hanno lasciato un saluto, dunque il Marietto l'abbiamo già salutato, che ringrazio tra l'altro dalla regia, continua a sperticarsi, dunque continua a scrivermi: "Sì Marietto, l'ho detto che anche tu fai le pulizie, non preoccuparti". Allora ci tiene tanto a farvi sapere che adesso appena staccherà qui si occuperà dei suoi assistiti, io quando finirò la diretta mi occuperò dei miei assistiti mandando il solito messaggio. Spero che arrivi perché venerdì scorso ho avuto qualche problema. Allora, intanto ancora auguri perché vedo che ci sono parecchi messaggi di auguri e ringrazio anch'io, ovviamente vi auguro con tutto il cuore ogni bene, veramente. Stiamo lavorando intensamente anche per questo e a proposito di questo, tanti doni sono gratuiti sul sito www.ilcapitano.altervista.org, dal quale potrete scaricare tutta una serie di PDF gratuiti sulla radiestesia, sulla radionica, sulla chiromanzia
sull'ermetismo, sulla cabala, insomma ci sono molte cose interessanti per tutti gli appassionati di questi argomenti e dell'esoterismo. Dunque non mancate l'occasione di cogliere al volo questi PDF, di scaricarli, un domani magari anche di applicarli, perché no. E poi c'è la sezione shop, dunque abbiamo messo a disposizione molti supporti, molti sostegni, anche oltre che quelli gratuiti che sono efficacissimi, anche molti altri personalizzati che potete trovare appunto sulla sezione shop, tra cui gli ebook personalizzati, i ciondoli programmati radionicamente, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque le pulizie, come ho detto, e così via, la ritualistica, i sigilli, l'oroscopo. Io sono anche un'astrologa di una disciplina poco diffusa che è l'astrologia antica, un'astrologia che ha origini dal 500, dalle scuole iniziatiche, dunque un'astrologia molto particolare. Chiusa parentesi, era per intrattenervi e per aspettare anche che arrivassero insomma anche altre domande, altri saluti. Mi piace che siamo in compagnia questa sera. Allora, buonasera Ionela, buonasera Maria, buonasera Roberta, buonasera Tiziana, buonasera Chiara, buonasera Marina, buonasera Francesco, Liliana, buonasera Fabiana, buonasera anche a te, buonasera Pierluca, buonasera Nella, buonasera Sandy, buonasera Giovanni, vecchia conoscenza, ben trovato, ben ritrovato. Buonasera Antonio, buonasera Coman, buonasera Roberta, buonasera Cristina e Santola. Santola si dirà così, spero, perché è un nome molto raro. Io non l'avevo mai trovato scritto da nessuna parte. Benissimo, cominciamo subito. Prima domanda. Allora, no, questi sono tutti saluti e commenti, scendo giù. Allora, la prima domanda sembra essere di Fabiana. Buon Natale anche a te, sono Fabiana, 20 novembre 2001. Vorrei sapere se io e Francesco, 6 giugno 99, faremo pace e mi cercherà. Va bene, allora vediamo come andrà. Ce lo facciamo dire dalle sibille, vediamo cosa succederà tra Fabiana e Francesco. E così iniziamo i balli. Allora, scusate, vediamo un po' di accendere una candelina a supporto. Sappiate che è importante, e io mi sono scordata di farlo, accendere sempre una candela, intanto perché aiuta il terzo occhio e poi perché neutralizza tutte le energie negative che involontariamente assorbo durante le letture. Benissimo, ora ho anche una luce più calda, non c'è nessun effetto magico e una candela. Va bene, andiamo. Allora, Fabiana, mi è caduta una carta, in genere io gli do sempre un grande significato alle carte quando cadono, perché sono messaggi che urgono e che vogliono dire. Dunque lui è una persona comunque molto sicura di sé, ed è una persona che è capace con le sue parole di portarti dove vuole. Comunque sembrerebbe che ci sia un incontro. Farete pace, secondo me. Comunque adesso vediamo cosa dicono le sibille nella stesa. Questa è un'altra che è caduta, il pavone. Chi è che è orgoglioso fra voi due? Allora, Fabiana e Francesco. Vedi che di nuovo uscita. C'è qualcuno che è orgoglioso, ma l'Imeneo è una buona carta. Una discussione c'è. Allora, stasera vorrei riuscire a rispondere a un po' di persone, anche se, visto che è Natale, visto che è un giorno particolare, comunque ancora le pulizie, dunque cercherò di fare mezz'oretta, non di più. Dunque, messaggero prigione,
già ci sono state delle interruzioni nei vostri scambi, nei vostri messaggi, ma anche alcuni momenti di affanno e preoccupazione. Era come se, forse il rapporto probabilmente stava diventando o troppo solido o troppo importante in termini anche di impegno. Magari questo ha un pochino destato qualche preoccupazione. Comunque, vedo che qui c'è stata la discussione, è ancora recente, brucia ancora. Però guarda che secondo me entrambi vi pensate, e vorreste entrambi un chiarimento. Comunque torna anche la carta dell'artista, lui sa essere, non dico manipolatorio, però sa dove portarti, sa come condurti. Senti, ancora ci sono delle incrinature nel prossimo periodo, vuol dire che secondo me non sbollirà tanto in fretta l'arrabbiatura. Forse possono esserci anche motivi di gelosia, perché questa è una carta di gelosia. Comunque, o perché lui ama mettersi al centro dell'attenzione, oppure è lui che è stato geloso di te. In ogni caso è ancora presente nel futuro questa situazione. Però guarda che arriva l'incontro, nemmeno che vi sentirete, proprio vedo l'incontro. Vedo che vi incontrate per chiarire. L'esito comunque è abbastanza positivo, ma ci sono ancora delle interferenze, vedi che c'è il nemico, dunque attenzione, potrebbe anche comunque essere causato da altre persone, interferenza di altre persone, forse un'altra ragazza, non lo so. Comunque sì, sarà il chiarimento. Non so se tornerete insieme, ma di sicuro c'è il chiarimento. Allora, Nella auguri, volevo sapere gentilmente se a breve Raffaele mi chiederà un incontro. Lui 26 settembre del 70, io 15 febbraio 74. Ok, allora, vediamo se c'è questo incontro fra Nella e Raffaele. Anche qua si è girata una carta, dispiacere, stai piangendo, Nella. Cioè sei dispiaciuta per un qualcosa. Allora, vediamo un po'. E l'incontro potrebbe essere descritto da questo, ma con questa carta la vedo un po' dura. Vediamo cosa dicono nella stesa le sibille. Ok. Ma sai, non è che siano tanto belle queste carte qua, è nato qualcosa nel passato recente, dell'interesse, però anche lui si fa avanti in qualche modo, sembra corteggiarti, eccetera, però nemica, deliranti, ci sono delle cose che attualmente influiscono in modo negativo e creano una forma di confusione, c'è poca chiarezza. Oppure comunque c'è un grande rischio di pettegolezzi. Non so perché non conosco niente di voi, però è proprio nel presente questo influsso, nel presente e proprio nei giorni a venire. Nel prossimo periodo comunque qualcosa sembra potersi organizzare, però cioè, sembra esserci una trattativa in corso nel prossimo periodo. Però guarda che con queste due carte è come se ci fosse anche la possibilità di un calcolo. In che senso? Potrebbe essere che Raffaele stia valutando una convenienza nella situazione. Non so perché, però magari sta valutando se incontrarti è una cosa conveniente per lui oppure no. Nemico, gran consolazione.
e ladro. Dunque, se ti incontra, vuole incontrarti ovviamente di nascosto. Evidentemente c'è un motivo per cui non vuole esporsi o deve intrufolarsi. Cioè, questa è sempre la carta di un terzo incomodo. O perché lui deve inserirsi in una situazione che tu hai già con qualcun altro, o perché lui ha già un'altra situazione con qualcuno, oppure perché tra voi si insinua comunque una terza figura, un terzo incomodo, che è un nemico. In ogni caso, secondo me è un po' da mettere in discussione la possibilità che vi incontriate veramente, perché se ne parlerà, e sembra quasi che troverete anche l'accordo, ma alla fine vedo che qualcosa, non so, vecchia signora, speranza, casa, falsità. E non lo so se lui ha già un precedente rapporto o una situazione che ha già. Comunque non è chiara la faccenda, con la carta della falsità ci sono sempre delle cose che vengono nascoste o delle questioni di opportunismo, cioè cose da cogliere al volo, ma sai, comunque la carta della speranza non parla di cose profonde, cioè c'è probabilmente un incontro, è possibile, però è un incontro così, non ci mettere troppo cuore per ora, non ne vedo le premesse, non ti fare coinvolgere più del dovuto, cioè partecipa alla cosa se ti interessa, ma senza coinvolgimento in questo momento. Andiamo avanti e rispondo a Sandy perché mi sembra di aver già risposto lì, sì. Allora Sandra, quando ponete le domande io ti rispondo, se sei ancora in linea che stai guardando, io chiedo sempre il nome, non il cognome, il nome, la data di nascita precisa e non il segno, il nome dell'altra persona e la sua data di nascita. Se hai questi dati, scrivili e io ti risponderò. Per ora rispondo alla persona successiva. Ti ho visto, Sandy, sì, ti ho visto, ma devi scrivermi i dati di cui ho bisogno, non così. Allora, intanto rispondo a Giovanni nell'attesa di Sandra. Allora, vediamo a che punto è Giovanni nella sua vita. 11 dicembre del 72, dunque scusa se non mi sono ricordata di farti gli auguri, nei giorni scorsi hai fatto gli anni, hai compiuto gli anni, dunque auguri in ritardo, auguri di Natale, questi sono ancora in tempo, per qualche ora. Allora, vediamo a che punto è Giovanni nella sua vita. Allora, c'è qualcosa che va a chiudersi. Allora, ecco, le metto un po' più ordinate così si vedono meglio. Ok. Allora, giovane fanciulla, donna maritata, Costanza, lettera, fortuna. Scusate che controllo dalla regia che vedo. Ok, Marietto saluta tutti, sta andando a fare le pulizie, ha fatto il suo lavoro di supporter al mio canale. Grazie Marietto, ci sentiamo domani. Buon lavoro, buon proseguimento. Allora, riprendiamo da Giovanni. Dunque, recentemente, o quantomeno nel passato recente, è comparsa una ragazza, una donna. Probabilmente ha dei figli, perché vedo che comunque è più giovane di te, ma c'è la carta della donna maritata. E sembra essere cominciato qualcosa di abbastanza interessante. Vedi che c'è costanza, fortuna, dunque qualcosa soprattutto con tanti scambi, tante telefonate, tante comunicazioni, un qualcosa di positivo.
Al presente vedo il mercante, denaro, amore, pensiero. Penso che probabilmente sei arrivato a un punto in cui stai cominciando a valutare che, la possibilità di dare un'impronta più solida forse a questo rapporto o a qualcosa, diciamo così, anche sul lavoro. È chiaro che avendo una domanda così generica come quella che mi hai posto, faccio fatica a indirizzarle correttamente. Perché? Perché le sibille possono rispondere a qualsiasi domanda e la chiave di interpretazione è nella lettura. Siccome possono rispondere a qualsiasi domanda, è possibile interpretarle per ogni argomento e dunque non avendo appunto un argomento all'origine, vado un po' a intuito. Comunque sembra che ci siano delle trattative in corso, se non sono di tipo lavorativo, cioè se non stai progettando di realizzare, concretizzare qualcosa che è frutto di impegno precedente, con un'occasione per progettare veramente fortunato, potrebbe anche parlare questa linea dell'intenzione magari di realizzare un rapporto o comunque consolidare un rapporto. Non c'è, attenzione, la carta di una proposta di un certo tipo, però potresti avere intenzioni di essere più, come dire, più ufficiale con questa persona o comunque senti che potrebbe nascere veramente qualcosa di importante. Attenzione però, se non stiamo parlando di amore ma di lavoro, è previsto che nel prossimo periodo compaia qualcosa di poco positivo, perché quando compare il ladro è segno che sta per intrufolarsi qualcuno, o nel tuo lavoro o nella relazione, o magari entrambe, non lo so, comunque attento, perché probabilmente ci sarà un segreto nel prossimo periodo. Potrebbe essere anche tuo il segreto, non per forza un qualcosa di subito. Mm? Però casa, lettera, superbia, vedi che c'è comunque qualche concorrente, mm? Con il quale sembra andarsi a costruire una maggiore intimità. È probabile che magari tu mi vai a fare un incontro con un'altra persona che ti stimolerà interesse, curiosità, attrazione e che comunque ci sia qualche scambio in più. Attenzione, perché se questo invece vale per il lavoro o per altre opportunità, potrebbe anche essere che tu possa trovare interesse verso qualche altra attività e approfondire un po' la situazione. Attenzione, comunque questa è sempre una carta di concorrenza, di la necessità di mettersi in mostra, di rivalità, ma anche di competizione. Dunque è comunque una carta che in base alle carte con cui si accosta ha una valenza positiva o negativa. In questo caso la vedo comunque positiva. Basta, Achille. Allora, vediamo però l'esito. L'esito non è positivo, Sono 4 cartacce. C'è un qualcosa che già mi è venuto al taglio, c'è un qualcosa che si sta per chiudere. Non è detto che si chiuderà in modo semplice. Dunque devi fare attenzione perché è un momento delicato della tua vita. Attento bene alle scelte che fai, anche se molte cose potrebbero non essere dipendenti dalla tua esclusiva volontà. Allora, in ogni caso, con le dovute accortezze e attenzioni, sono sicura che ce la fai. Allora, andiamo avanti. Roberta, vorrei sapere se Damiano, 31 maggio 65, dopo l'incontro di oggi, che pensiero ha su di me. Roberta, 15 maggio del 70. Ah, intanto c'è stato un incontro il giorno di Natale, che bello! Sembra tanto romantica questa cosa.
Allora, vediamo Roberta. Ah, vediamo se Sandra, scusate. Sì, ok, Sandra mi ha messo le date. Dunque, in ordine è venuta lei prima, rispondo a Sandra un attimo. 19 febbraio 69 e David 23 agosto dell'82. Allora, vediamo un po'. Vediamo se David le nasconde qualcosa. Ok, vediamo un po'. Mm. Eh, penso che ti nasconda. Vabbè, questo è solo il taglio, premesso che essendo solo il taglio dobbiamo poi sviluppare con la stesa, ma probabilmente lui desidera chiudere, non so cosa, ma interrompere e te lo nasconde, probabilmente è falso su quello. Allora, mercante, lettera, Costanza, scusami, non si vede. Ecco qua, addirittura non solo la prima, non si vedeva neanche la linea del presente. Allora, mercante, lettera, Costanza, malinconia e sospiri. Allora, secondo me ha già cominciato a essere un po' meno presente. Hai sentito che si è già un po' allontanato nel passato recente. Vedi anche i messaggi che c'erano. Vedo un clima di malinconia, come un dispiacere di un qualcosa perso e la percezione proprio di una distanza. Dunque, al presente comunque viaggio, belvedere, ammalato amante. Sembra che lui abbia un attimo cambiato la sua posizione nei tuoi confronti. Se non ha cambiato atteggiamento, è possibile che si sia dovuto spostare, perché la carta del viaggio indica o un viaggio fisico vero e proprio o un cambiamento di situazione, di atteggiamento, di posizione. Vedo che sei un po'. C'è un'attesa che sembra positiva, ma c'è anche, vedi, ammalato amante, lui ha perso un po' slancio, o ti nasconde probabilmente, visto che tu mi stai chiedendo questo, cosa ti nasconde, probabilmente che credo che abbia mm? Un interesse in questo momento. Fortuna, questa è, oh, come si chiama già questa carta? Leggerezza e militare, vedi che lui ha un'altra attrazione. Ha l'attrazione è una cosa molto leggera, comunque per una persona che potrebbe essere comunque non del paese dove lui. Questa è una carta che parla di persone lontane, oppure comunque di situazioni attualmente ancora leggere, però c'è un'attrazione che sta nascendo, vedi? Comunque lui non avrà difficoltà a parlarti nel prossimo periodo, vedo ancora la conversazione, o magari ti sta nascondendo che ha iniziato delle conversazioni con qualcuno. Del resto la domanda è quello, cosa mi nasconde? Consonante sorpreso, omaggio di preziosi, vedovo amante. Io credo che lui voglia chiudere. Magari sta aspettando l'opportunità, magari sente che non avete più molto in comune. L'omaggio di preziosi, soprattutto quando è seguito da una carta così negativa, parla di tutte le occasioni trascurate che si perdono, nel senso che si sprecano, ma anche incompatibilità di carattere. Magari, visto che la matrice è comunque una donna che si è amato nel passato, questo non escludo che lui abbia avuto comunque nei tuoi confronti un affetto vero e proprio, però penso che sia arrivato un po'.
magari a una conclusione. Andiamo avanti, tornando indietro perché devo tornare a Roberta. Ok, per via dell'incontro, sì, scusa, perché dovevo rispondere a Sandy, Sandra, perché era effettivamente prima in ordine cronologico, però eccoci qua. Allora, Damiano, 31 maggio 65, dopo l'incontro di oggi, che pensieri ha su Roberta? 15 maggio del 70. Vediamo un po' il taglio. Allora, bene e un po' meno bene, cioè qualcosa probabilmente non tutto, però bene di fondo, però c'è qualcosina che non so cosa, però qualcosina forse. Allora, giovane fanciulla, vecchia signora, Imeneo, donna maritata mercante. Allora, è chiaro che qui c'è un passato che pullula di figure. Ehm, Faccio anche fatica a interpretarle perché non conosco la vostra storia ed è veramente è pieno di donne qua nel suo passato. E comunque vedo un rapporto ufficiale o comunque un matrimonio, che probabilmente è rimasto, è stato a lungo un matrimonio di convenienza, probabilmente è stato conservato per via di una figlia. Vado a tentoni, in base a quello che vedo nelle sibille. Comunque ciò ovviamente non ha impedito che vi incontraste, che lui decidesse di incontrarti. Che cosa ne pensa? Beh, il pensiero ce l'ha, mh? Ma probabilmente vedo delle preoccupazioni legate al a questioni economiche. Non lo so se lui in ogni caso deve fare ancora qualche passo verso la strada della libertà o comunque se, l'incontro di oggi lo ha messo di fronte ad alcune considerazioni che in un certo senso lo frenano un pochino. Comunque, vi sentirete ancora, potresti percepirlo leggermente raffreddato. Ma a parte questo, questa parentesi che probabilmente il fatto è questo, che, in qualche modo l'incontro di persona è stato d'impatto più grande rispetto a quello che prevedeva. E dunque avrà bisogno di rielaborare, ma comunque le vostre conversazioni torneranno e cresceranno in intimità e dovrebbe crescere anche l'attrazione fra voi. Però è anche una carta di lotta. Di base comunque, vedi, subito non è che l'ha presa benissimo, però poi la cosa si trasformerà, crescerà un po' di più, anche perché in questo caso la superbia accompagna una bella carta, amplificandone il significato. Dunque, superato un po' qualche sua preoccupazione, sembra proprio che la cosa possa crescere e sbocciare in una bella direzione. Ok, dunque non ti preoccupare se nel prossimo periodo lo vedi un po' tentennare, mh? Perché lo vedo già che sembra che un pochettino, un pelino potrebbe sembrare più freddo, ma poi
ringrana di nuovo. Oggi è stato scioccante per lui, non so in che termini, però è stato proprio scioccante. Ha definito un cambio epocale. Ok, andiamo avanti. Allora, rispondo a Mioara, 15 dicembre del 67, che vuole sapere se riuscirà a trovare un lavoro migliore per l'anno che verrà. Beh, qualche opportunità ci sarà. Ora le sistemo meglio l'inquadratura, non preoccuparti, Mioara. Allora, ecco, adesso si dovrebbe vedere un po' meglio. Allora, sacerdote, gelosia, denaro, deliranti, morte. Oh, oh. Caspita, ne hai avute di difficoltà sul lavoro recentemente? Magari non ti pagavano, ti dovevano pagare e non te li davano, insomma, pettegolezzi anche probabilmente dai colleghi. La cosa, devo dire, è stata pesante per te nel passato recente e probabilmente per questo che cerchi qualcosa di meglio. Comunque, non poche difficoltà. Ora vedo conversazione, pensiero domestico, amica. Ti vedo parlare di questa cosa con gli amici o con gente che conosci, che magari si presterà anche per darti una mano, perché la carta del domestico è un qualcuno che collabora, comunque che ci darà una mano, in modalità diverse rispetto per esempio il dottore o rispetto il gran signore, è più un nostro pari o qualcuno di vicino comunque, con il quale c'è un affetto, potrebbe essere, non so, un fratello, un amico caro, un cugino, qualcuno che è sempre disponibile con te. Dunque vedo che stai parlando e che fai bene a parlarne perché in questo modo ti possono aiutare. Nel prossimo periodo vedo che è possibile che ci sia, vedevamo, ti dicevo prima che le modalità di aiuto, il Gran Signore è qualcuno che ci può dare una mano, è qualcuno molto ben posizionato, magari un piccolo imprenditore o qualcuno comunque che ha la possibilità di dare un aiuto, solo che ci sarà un'attesa non da poco prima che arrivi una risposta. Comunque vedi che poi ci sono carte positive, dunque sì, la possibilità che arrivi un lavoro migliore c'è, e anche di scrivere o definire un contratto. Quello che però devo dire è che molte delle difficoltà in qualche modo, non dico che ti seguiranno, però anche cambiando lavoro devi fare attenzione, c'è una serie di imprevisti e di occasioni perdute se non fai attenzione. Però guarda qua, dunque se tu farai bene attenzione, e giocherai bene le tue opportunità, le tue carte, valutando bene anche le opportunità di lavoro, perché potrebbero, magari qualcuna potrebbe sembrare ottima e nascondere delle insidie, dunque attenta, fatti consigliare perché comunque le opportunità ci saranno, e qualcuno che ti darà una mano anche. Ci vorrà però un po' di pazienza e non essere impulsiva. Ok, benissimo. Io ringrazio tutti per essere stati in mia compagnia anche il giorno di Natale e anch'io non vi ho lasciati il giorno di Natale. Dunque vi ringrazio tantissimo. Non vi ho risposto, non ce l'ho fatta rispondere
tutti, tornate lunedì. Io sarò ancora in diretta sempre al solito orario, alle 21:30, ormai penso che gli amici del canale lo sappiano, sono ormai abituati ai miei orari. Agli altri appunto ricordo che gli appuntamenti settimanali sono il lunedì e il venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube e il mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Adesso anche io mi dedico alle pulizie, anche il giorno di Natale, vi auguro ancora tante buone cose, tante benedizioni, che quest'anno possa veramente portare cose migliori dell'anno che stiamo lasciando, e ricordatevi che ogni anno è sorretto e supportato da uno spirito. Lo spirito del 2020 aveva dei compiti difficili e aveva, come dire, non un bellissimo incarico, ci ha messo davanti a molte cose, a molti nostri limiti e a molti limiti di questa società. Non è stato un compito facile per lo spirito del 2020. Ricordatevi comunque nel bene e nel male di ringraziarlo, perché ha maggior ragione per il compito difficile che aveva, sia in generale sia per la nostra vita, e di lasciarci, come dire, in pace anche con lo spirito del 2020, di chiedergli di ricordarsi di noi, di darci le sue benedizioni, e cominciamo a prepararci ad accogliere lo spirito del 2021. Vi sembrerà strano e magari vi sembrerò un po' matta a dire così, però se riuscirete a entrare in sintonia con lo spirito dell'anno, quell'anno si mostrerà magnanimo con voi. Dunque, nonostante tutte le difficoltà previste a livello astrologico e astrale dall'anno in corso, lo spirito dell'anno potrà riservarvi delle sorprese. Dunque continuate intanto a ringraziare e a percepire lo spirito del 2020, e prepariamoci ad accogliere lo spirito del 2021, che possa veramente darci tante benedizioni e tante possibilità per crescere e migliorarci in ogni direzione della nostra vita. Io intanto vi ringrazio tantissimo e mi raccomando, ci troviamo qui, oggi cos'è, venerdì? Sì, perché ci sono le pulizie. Ci troviamo lunedì. Buonanotte e buon fine settimana a tutti, buone feste ancora. A presto.